Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Una bambina di 7 anni è deceduta all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. La piccola pare non avesse alcuna patologia ed era stata portata in pronto soccorso dai genitori per una febbre alta. Arriva il report sui dati Covid per il 2023. In Sicilia sono stati 55.394 i casi di coronavirus, mentre i pazienti ricoverati da inizio anno in reparti ordinari e in terapia intensiva sono stati 4.080, decedute in totale 467 persone. I sindacati dei forestali siciliani sul piede di guerra dopo l'approvazione della norma allegata alla manovra finanziaria che ha stabilito l'aumento di ore di servizio. Attendiamo una riforma seria, siamo pronti ad azioni di protesta, scrivono in un comunicato le sigle di categoria. Un quarantenne di Gravina di Catania è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina. Avrebbe vessato e minacciato i genitori per ottenere soldi per comprare alcol e cocaina. E chiudiamo con il meteo. L'ultimo giorno del 2023 in Sicilia vedrà cieli nuvolosi e piogge sparse, in particolare sulle fasce costiere. Le temperature rimarranno comunque in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona serata e di un buon 2024.